L'omicidio di Fontane, la Cassazione annulla in parte la sentenza di appello, per questo il killer, il rumeno Stingaciu, condannato per l'assassinio di un ventenne, potrebbe uscire dal carcere di Santabona fra 2 anni, fatti nel settembre 2018. Nonostante la pioggia, la situazione idrica resta gravissima. Dalla regione ai sindaci ultimi appelli ai cittadini contro gli sprechi e Zaia torna a chiedere al governo l'attivazione dello stato di emergenza. Siccità, la sfida provocazione di Remo Mosole, volto storico degli estrattori trevigiani, crisi idrica. I nostri bacini sono pieni d'acqua, vengano qui a pomparla senza fare progetti inutili. Aiuta un amico a fare un trasloco a Curdignano, 77enne di Godega di Sant'Urbano fulminato da un infarto. Il dramma nel pomeriggio. 5 minuti per vestirsi e altrettanti per svestirsi, un tempo che è più che raddoppiato in piena pandemia e che fino ad oggi nella Marca non è riconosciuto come tempo di lavoro. La protesta a Treviso, liceo Canova, alla provincia 7 milioni di euro per la sede distaccata al CA del Galletto. Dopo l'approvazione del progetto, ecco il finanziamento. Adunata degli alpini, ultime partenze verso l'appuntamento di Rimini-San Marino. Dal Cansiglio all'Adriatico il trasferimento degli eredi di Roso, simbolo delle penne nere a 4 zampe. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca giudiziaria. Ci occupiamo di uno dei fatti più cruenti nella storia recente della Marca, l'omicidio del ventenne moldavo Igor Ojovanu. Era il settembre del 2018 a Fontane di Villorba. Per quei fatti è detenuto a Treviso il rumeno Florin Stingaciu, che però sulla base di una sentenza di queste ore della Corte di Cassazione potrebbe uscire dal carcere fra 2 anni. Non ci sarà un nuovo giudizio sulla responsabilità penale che ormai è stata cristallizzata anche dalla Corte di Cassazione, ma solo con riferimento all'aggravante dei futili motivi. Il processo in Corte d'Assise e d'Appello quindi è da rifare solo in parte, limitatamente all'aggravante dei futili motivi, ma proprio quella parte potrebbe fare la differenza, soprattutto ai fini della detenzione per Florin Stingaciu, attualmente in carcere a Treviso per aver accoltellato a morte Igor Ojovanu. Era il 30 settembre 2018 l'esterno di questa palazzina Fontane di Villorba, uno dei fatti più cruenti nella storia recente della Marca. L'esclusione di questa aggravante comporterebbe una riduzione di pena significativa fino a un massimo di 13 anni e 4 mesi. Significa che nell'arco di un paio d'anni lo Stingaciu potrebbe avere accesso a misure alternative al carcere sicuramente. Tra un paio d'anni lui arriverebbe ad aver scontato circa metà della pena inflitta e quindi poter avere accesso alla misura alternativa della semilibertà, ad esempio. In primo grado il giovane romeno, oggi 28enne, era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale di Treviso, poi divenuti 20 anni di reclusione perché non ritenuta un'aggressione unilaterale. Quella sera Ojovanu, la vittima, si trovava a Fontane con un gruppo di amici, tutti moldavi, per festeggiare un addio al celibato, una festa rumorosa che aveva causato la reazione del romeno, poi sceso dal suo appartamento per affrontare la comitiva. Erano circa 15-20 persone e hanno invitato lo Stingaciu appunto a scendere in strada per chiarire l'accaduto, e poi sicuramente un po' i fumi dell'alcol e forse anche qualche traccia di sostanza stupefacente, come hanno rivelato le analisi, hanno chiaramente dato il là purtroppo al grave episodio delittuoso che si è comunque verificato. La linea della difesa anche in Corte d'Assise d'Appello resterà quella della provocazione. Mi auguro che questa pronuncia arrivi chiaramente il prima possibile per poter porre fine a questo triste capitolo giudiziario. Occupiamoci ora del delitto dall'Ava. Il 23 giugno al via il processo a Giovanni Maria Cuccato, il 45enne che la sera del 12 dicembre 2020 a San Giacomo di Veglia uccise con una decina di coltellate il 72enne Luciano Dall'Ava. Cadute tutte le aggravanti, tra cui anche il tentato omicidio della donna nigeriana con cui l'assassino avrebbe avuto in precedenza una relazione. Il processo si svolgerà con il rito abbreviato. Cuccato deve rispondere di omicidio volontario, lesioni personali gravi, violenza privata e del fatto che aveva con sé portato fuori dalla sua abitazione il coltello utilizzato per colpire a morte l'anziano. L'uomo potrà quindi contare su uno sconto pari a 1/3 della pena complessiva.
Parliamo adesso di siccità. La pioggia di queste ore non migliora la situazione, non deve ingannare il Veneto, la Marca in particolare continuano ad avere sete, mentre i sindaci stanno studiando azioni mirate, ordinanze e quant'altro. Il presidente Zaia torna a chiedere al governo l'attivazione dello stato di emergenza. Il problema è come va dichiarata lo stato d'emergenza. Voglio solo ricordarvi che praticamente saranno 4 mesi che non piove più in maniera seria e i danni li vediamo nell'agricoltura, li vediamo nei nostri invasi e quindi è fondamentale che il governo qui dichiari lo stato d'emergenza, perché comunque è necessario per far fronte a quello che sono i danni che tutti i cittadini hanno subito. La pioggia debole di queste ore non deve trarre in inganno. Il Veneto continua ad avere sete come mai è avvenuto nella storia recente. Per questo nella settimana in cui ha dichiarato tramite ordinanza lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, Luca Zaia torna a chiedere ufficialmente al governo di fare la sua parte, proclamando lo stato di emergenza nazionale, l'unico modo per affrontare la criticità con poteri e risorse dedicate, ma a organizzarsi sono anche i sindaci del territorio tra possibili ordinanze e campagne di sensibilizzazione. A Spresiano il primo cittadino Marco Della Pietra si incontrerà lunedì con i tecnici per valutare delle azioni specifiche. Il tema è delicato, dice, riguarda le famiglie ma anche gli operatori economici. Di informazione con le scuole parla il collega di Preganziol Paolo Galeano, intenzionato a concentrarsi sulle zone di campagna. A Conegliano, come già annunciato, Fabio Chies invierà delle lettere alle famiglie contro lo spreco idrico. Possiamo pensare a delle linee guida, poi in realtà ogni territorio ha delle caratteristiche, quindi è difficile uniformare nel territorio, però io mi affido alla sensibilità dei sindaci. Il sindaco è chiamato a difendere la sua comunità e quindi i sindaci sono sempre legittimati con le ordinanze. Poi non entro nello specifico delle singole ordinanze, qualcuna può essere assolutamente azzeccata, qualcun'altra magari un po' di meno, però al massimo rispetto di quello che fanno i sindaci. Se i mezzi adottati possono essere diversi, l'obiettivo per tutti è uno solo. L'acqua non va sprecata mai, men che meno in situazioni particolarmente critiche come queste, dove c'è proprio carenza di acqua sia nei bacini montani che in quelli di pianura. Quindi l'appello che faccio ai cittadini, al di là delle ordinanze che può fare un sindaco, ma in questo momento non sono previste, è quelle di fare massima attenzione agli sprechi sempre. Il tema della risorsa idrica è un bene che non è illimitato, quindi se ognuno di noi fa anche attenzione a questo non farebbe male. E sul tema della siccità c'è la sfida a provocazione lanciata dal volto storico degli estrattori trevigiani, Remo Mosoli. Si sta ragionando per utilizzare le cave dismesse come bacini di contenimento dell'acqua piovana per contrastare la siccità. Il parere di chi le cave le conosce benissimo. Anche perché ho esperienza di acqua, migliore protagonista e conoscitore del sottosuolo. L'acqua ce n'è fino che abbiamo bisogno. Altro che bacini di carico o nuovi invasi da trasformare in laghi artificiali. Per Remo Mosole, storico volto dei cavatori della Marca, non c'è bisogno di fare grandi investimenti pubblici. E cave dismesse, quelli che hanno il passaggio dell'acqua, pompano l'acqua da là e non sono a posto, perché vanno a fare altri bacini per creare altri zanzare, altri inquinamenti, altri progetti che non servono a niente. E Mosole, forte della sua esperienza, va oltre. Ci sono le crisi momentanee, è successo nel 2013 che eravamo nell'abbassamento come adesso, che era una cosa rara, rarissima. Nel 2014 abbiamo avuto il massimo altezza dell'acqua, che io avevo le carpe sul lago che correvano sull'asfalto dove correvano i camion. È un passaggio del tempo, non serve a niente. Un segnale forte sia alla Regione che ai consorzi di bonifica. Se vogliono acqua a Vede Lago, dal mio lago, dai laghi che ci sono già in essere, possono pompare acqua finché vogliono, ma perché vanno a spendere soldi per niente? Il ragionamento di Mosole si basa sul livello di falda. Le cave che ci sono già hanno miliardi di detriti di acqua. E c'è sempre il sottosuolo che pompa dentro. Ma è la proprietà è dei cavatori. I cavatori possono mettere a disposizione delle comunità? Altro che la mia la metto domani mattina a disposizione. Acqua ce n'è nel sottosuolo qua a Trevigiano, ce n'è
ha miliardi di acqua, ha miliardi. Dilla chi faccia fare un'intervista a me, ai progettisti, hanno sempre il modo di far spendere soldi alla gente per far danni, perché le nuove cave che sono l'asciutta è giusto che abbia altra trazione. Insomma, la sfida è lanciata. Adesso la cronaca. Un 77enne originario di Colle Umberto, Gino Vendrame, di Godega di Sant'Urbano, è deceduto nel pomeriggio di oggi a Cordignano, nei pressi di un parcheggio di via Manzoni. L'uomo stava facendo la spola tra un'abitazione e la propria autovettura, portando delle masserizie, quando verosimilmente a causa di un malore si è accasciato in strada, decedendo sul colpo. Il 118 avvisato ha poi constatato la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma non si rilevano al momento cause diverse per il decesso. E torniamo sui fatti di ieri sera, tragici, a Spineda di Riese Pio X, dove è morto un uomo di 85 anni. È lutto a Contea di Montebelluna. È una comunità in lutto, quella di Contea a Montebelluna, raggiunta dalla notizia della morte di Corrado Visentin, l'85enne rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Spineda di Riese Pio X. Agente di commercio di prodotti agricoli e veterinari per una vita, a Montebelluna era conosciuto anche per la sua passione politica, che lo aveva portato a militare nelle file della Democrazia Cristiana negli anni 60 e 80, entrando a far parte del direttivo cittadino. Ieri sera Visentin si trovava con la moglie Marisa, parrucchiera per decenni proprio a Contea, nell'auto condotta da un uomo di 67 anni di origini albanesi vicino di casa. Mentre la donna ha riportato ferite gravi ma guaribili, il guidatore solo qualche scoriazione. Usciti quasi indenni dallo schianto i due occupanti del furgoncino di una ditta di Mussolente, un ragazzo di 24 anni con al suo fianco uno stagista di 17. Stando alla ricostruzione, comunque ancora al vaglio della polizia locale della Castellana, all'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della Peugeot all'incrocio tra via Cendrole e via Costanza, ancora da definire la data dei funerali. In Veneto, per un tour tra le imprese, il ministro al lavoro Orlando, che oggi nella sede regionale del Partito Democratico a Padova ha parlato del bonus da 200 euro per i lavoratori contro il caro bollette. Avremmo voluto fare di più, naturalmente le risorse in assenza di uno scostamento sono quelle che sono. Si è comunque proceduto in modo coraggioso, partendo da un presupposto che lo shock che ha determinato la guerra ha colpito alcuni settori ma ha avvantaggiato altri settori. Si è fatta un'operazione di carattere redistributivo, perché è giusto che non si facciano sovrapprofitti sulla guerra o sulle conseguenze. Il ministro del lavoro è convinto della bontà del decreto aiuti, un provvedimento che però non convince in toto perché è considerato insufficiente. Andrea Orlando però a Padova, proprio per incontrare il mondo delle imprese, lascia spiragli di possibili nuovi aiuti. Naturalmente se nei prossimi mesi sarà necessario valuteremo quali possono essere gli ulteriori sforzi. Intanto però credo che la risposta vada nella direzione giusta e sia un segnale tangibile per i lavoratori, per i pensionati, più in generale per tutte le persone che rischiano di trovarsi in una situazione di grande difficoltà. Il ministro ha parlato anche del caro energia che sta mettendo a dura prova le piccole e medie imprese, tessuto portante dell'economia veneta. Speriamo che sia una situazione quanto più breve possibile. Qualcosa resterà perché in ogni caso il costo dell'energia era aumentato già prima del conflitto in Ucraina. Credo che sia stato fatto. Naturalmente dobbiamo ancora fare di più, dobbiamo lavorare per aumentare la differenziazione del nostro mix energetico, in questo senso si sta operando, e dobbiamo lavorare anche poi per dare una mano a chi ha un conto energetico più alto, e da questo presupposto sono partiti i provvedimenti che fino a qui abbiamo portato avanti e che proseguiranno finché ce ne sarà bisogno. Bonus da 200 euro che in seconda battuta è stato esteso anche ai lavoratori autonomi, potenzialmente migliaia solo nella Marca trevigiana, ma restano dei nodi da sciogliere.
La misura del bonus di 200 euro, una tantum pensata dal governo per aiutare i lavoratori e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, non sarà solo per dipendenti e pensionati con redditi fino a 35.000 euro. Il decreto aiuti è tornato sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che ha esteso il bonus anche agli stagionali, ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori autonomi. Un'estensione che è stata accolta con favore anche dalle migliaia di partite IVA della Marca. Accogliamo con favore ovviamente che questa misura venga prevista anche per i lavoratori autonomi, non solo per i lavoratori dipendenti, e perché ancora una volta appunto questi lavoratori vengono presi in considerazione. L'unica cosa è che abbiamo appunto delle perplessità, o comunque speriamo che vengano presto emesse le attuative, in modo che anche a loro venga concesso di poter fare queste domande. A differenza dei lavoratori dipendenti e pensionati che riceveranno il bonus direttamente con la busta paga o il cedolino di luglio, ancora non è stato stabilito come faranno gli autonomi a ricevere il bonus. Si attendono i decreti attuativi che si spera arrivino in tempi brevi e stabiliscano modalità snelle. Il bonus di 100 euro insegna che le attuative ci hanno messo anche 60 giorni per arrivare. Ovviamente non è una critica rispetto alle tempistiche, perché era una situazione di emergenza e quindi pertanto eravamo tutti quanti in corsa rispetto alla situazione, però insomma si spera che appunto l'emergenza ci abbia insegnato ad accorciare un attimino i tempi. Quanti siano gli autonomi interessati dalla misura ancora non è certo. Di sicuro la platea di potenziali beneficiari è molto ampia. La platea è abbastanza ampia anche perché il requisito è quello di avere un reddito inferiore a 35.000 euro, pertanto i lavoratori autonomi, quindi le partite IVA che hanno ad esempio regime forfettario, che comunque non percepiscono redditi altissimi, verrebbero tutti quanti interessati da questa misura. Dal bonus da 200 euro al super bonus a 110%, l'eco bonus, una questione che sta diventando sempre più spinosa per famiglie ma soprattutto imprese. Ora arrivano altre novità in materia di cessione di credito che dovrebbero contribuire a sbloccare una situazione che sta diventando drammatica. Super bonus 110%. La corsa ad ostacoli per la riqualificazione energetica delle abitazioni si arricchisce di un nuovo ennesimo capitolo. Con il decreto aiuti è stato prorogato a fine settembre il termine per il completamento del 30% dei lavori per le villette unifamiliari, ma ci sono novità anche per la cessione del credito, che dovrebbero essere ufficializzate a breve da una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Si apre infatti alla cessione frazionata dei crediti, quello che in sostanza chiedevano le banche, avendo raggiunto i plafond all'interno del loro sistema, e che aveva messo in crisi tante imprese che non riuscivano a cedere il credito dopo aver praticato lo sconto in fattura. L'apprensione nel settore era tanta soprattutto dopo le affermazioni sul super bonus del Premier Draghi a Strasburgo. Io posso anche capire che non si possa pensare alla crescita delle nostre imprese solo attraverso i bonus, però facciamo presente che con questi bonus si è comunque provveduto prima a mettere in piedi un settore che era 10 anni in crisi e che produce il 20% del PIL nazionale, quindi un dato molto importante. E secondo, ci ha permesso anche di riqualificare e di rigenerare il tessuto urbano. Ora si spera che la strada sia un po' meno in salita e che soprattutto le regole, una volta fissate, rimangano quelle. Molti dei correttivi del resto sono stati determinati dalle truffe, per la verità soprattutto con il bonus facciate, e da imprese nate dal nulla. Con questo bonus sono nate migliaia di imprese in tutto il territorio italiano, purtroppo imprese che sono delle facciate dove dietro non c'è storia, non ci sono dipendenti, non ci sono certificazioni, e questa è una cosa molto grave e che noi abbiamo da sempre denunciato come categoria. Dalla denuncia dei costruttori in particolare a quella degli infermieri. Questa mattina sit-in di protesta del sindacato Nursing Up davanti alla prefettura di Treviso. Vediamo perché. Soprattutto col Covid questi tempi di vestizione si sono prolungati anche a dismisura, perché sappiamo che ci sono da mettere 2 tute, doppi rivestimenti, spogliarsi, con tutte le fatiche anche di portare questi dispositivi di sicurezza per la pandemia. E ad oggi questa azienda ancora fatica a riconoscere questo impegno, che comunque è un tempo lavoro. 5 minuti per vestirsi e altrettanti per svestirsi, un tempo che è più che raddoppiato in piena pandemia
pandemia e che fino ad oggi nella Marca non è riconosciuto come un tempo di lavoro, un punto su cui il sindacato Nursing Up del Veneto non ha intenzione di mollare, proprio perché l'accordo in altre province, Belluno ad esempio, è già stato raggiunto. Nei reparti anche metà Covid e metà diciamo non Covid, il personale addetto deve, magari è in turno e per entrare a far terapia deve comunque vestirsi di tutto punto. E questo implica diciamo, un dispendio di tempo molto importante che va riconosciuto. A portare diversi infermieri, membri del sindacato davanti alla prefettura, oltre a questa richiesta di applicazione del contratto, anche quella di erogare finalmente il contributo Covid stanziato dalla Regione per i lavoratori dei servizi essenziali in tempo di pandemia. 2.400.000 euro stanziati a dicembre dalla Regione Veneto per le attività Covid del personale sanitario e non ancora erogati, quindi 4 anni di attesa per l'applicazione del contratto, 6 mesi di attesa per l'erogazione di questo contributo regionale per chi si è impegnato così assiduamente durante l'emergenza pandemica. Sul tema del Superos il sindacato è stato sentito ieri in 5ª Commissione Sanità a Venezia. Si è detto contrario all'introduzione di una figura specializzata. Per Nursing Up servono più assunzioni e più posti per la formazione degli infermieri specializzati. L'infermiere oggi viene impiegato in forma demansionata spesso perché mancano gli OS, quindi deve fare delle attività che non gli competono. Parliamo di edilizia scolastica, Liceo Canova, la provincia 7 milioni di euro per la nuova sede al CA del Galletto. Dopo l'approvazione del progetto, ecco quindi il finanziamento. La provincia di Treviso ha ottenuto infatti 7 milioni e 600 mila euro di fondi PNRR per la demolizione e ricostruzione della nuova succursale del Liceo Canova di Treviso in zona CA del Galletto, per l'appunto in via Ronchese. L'area su cui viene costruita la succursale è situata a circa 2,5 km in linea d'aria dal centro storico di Treviso e a poche centinaia di metri dal polo scolastico secondario di Viale Europa. Il progetto di costruzione della provincia risponde in particolare a 2 esigenze: mettere in sicurezza la scuola, dato che l'edificio attuale risale al 1959, ed efficientarla dal punto di vista energetico. Di adunata e non solo parliamo dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per darvi un aggiornamento di cronaca in tempo reale che ci porta in via Guidini a Zero Branco, dove è stato segnalato uno straniero sanguinante a terra. Sul posto ci sono anche diversi altri stranieri e anche il 118, ovviamente, più svariate pattuglie della compagnia Carabinieri di Treviso. Sul posto anche il comandante della stazione dei Carabinieri di Zero Branco. Al momento attuale non possiamo dirvi se si tratti di una caduta accidentale, di un ferimento, di un'aggressione. Si sta svolgendo tutto in questi minuti, lo ripeto, in via Guidini a Zero Branco c'è un uomo, uno straniero sanguinante a terra. Sul posto sanitari e forze dell'ordine. Vi dicevo poco prima della pubblicità che ci saremmo occupati di adunata, e non potrebbe essere altrimenti, perché la festa a Rimini e su tutto il territorio circostante è iniziata. Tanti trevigiani che sono già sul posto, e questa mattina è toccato anche alle penne nere quattro zampe mettersi appunto in viaggio dal Cansiglio alla spiaggia dell'Adriatico. È sempre con noi. Nuova partenza per gli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Destinazione Rimini, portando con sé il ricordo del mulo simbolo delle penne nere a quattro zampe. Sul camion, prima nella salmeria storica di Anzano, hanno trovato posto i basti, le botticelle e tutto il materiale logistico. Poi all'ombra del campanile di Fregone è stata la volta dei muli, eredi della storica tradizione delle marce in montagna. Arrivano 4 muli, arrivano 2 del Piemonte e 2 dalla Liguria. Sono matricolati in occasione della Meninaia, hanno il numero matricola nello zoccolo. Tony è l'anima costitutiva dello storico reparto.
Fu lui a salvare il roso dal macello quando tutti i muli vennero dismessi dall'esercito alla chiusura definitiva delle salmerie. Una tradizione che continua grazie a lui e alle altre penne nere che si alternano nella gestione di questa ex stalla diventata la salmeria del Cansiglio. Cerchiamo di dare una mano. Non ero con i muli, ero sempre dato in mezzo alla Deldin e non alla Cantore, però quando si è lì vederli fanno una certa impressione, qui invece fanno tenerezza. Ecco, voi li portate a Rimini, diciamo è una trasferta un po', come dire, impegnativa. Oddio, sono 2 anni che sono fermi, li abbiamo sgambati così, se vogliamo dire, qui per le nostre montagne, fargli fare 2 passi loro e buttare giù qualche grammo anche noi. E questa è la prima uscita vera e propria. Beata sincerità che viene messa alla prova dai muli già al momento del carico. Non è molto convinto di salire? Mi piace fare un giretto. Dopo molto tempo anche loro sono un po'... Eccolo qua, hola. È tutta una tattica. Sì, proprio una tattica. E una volta caricato fieno e acqua e chiuse le sponde, è iniziato il trasferimento verso Rimini con, come si faceva durante la naia, conducente e capomacchina. Conducente muli fino alla fine. Fino alla morte. Ciao. Bella. E chi non potrà esserci fisicamente a Rimini potrà assistere a questo evento eccezionale su Antenna 3 domenica a partire dalle 9, una vera e propria maratona per raccontarvi lo sfilamento delle penne nere, quindi l'appuntamento è per domenica a partire dalle 9 qui su Antenna 3. E adesso vediamo insieme il tempo che ci aspetta per le prossime ore con il nostro generale Iannicelli. Un anticiclone troppo arretrato sull'Atlantico sta favorendo sul suo bordo orientale una discesa di aria instabile in cui si inseriscono sistemi perturbati. Anche queste correnti hanno creato proprio sul Tirreno qua una depressione, una seconda depressione che influenza senz'altro per ora, almeno nelle prossime ore, anche il tempo su di noi. Prevediamo un po' su tutte le nostre zone. Per domani ancora una nuvolosità accentuata, il cielo quasi totalmente coperto, con precipitazioni piuttosto diffuse. Per domenica una variabilità accentuata, si va verso un miglioramento, però abbiamo ancora condizioni di instabilità, quindi una nuvolosità irregolare e localmente in modo molto isolato, anche se le probabilità sono basse, ci potrebbe essere qualche pioggerella residua. Da lunedì l'anticiclone si estenderà di nuovo su di noi, questo impedirà il passaggio di ulteriori sistemi perturbati, quindi si prevede la prossima settimana un tipo di tempo stabile, quindi all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso. Per quanto riguarda i venti, per le prossime 48 ore sono deboli, di direzione variabile con qualche rinforzo localmente. Le temperature minime 13-14 gradi, ancora 20-21 gradi per domani, poi da domenica crescono e addirittura la prossima settimana si stabilizzeranno dai 24-26 gradi, quindi andiamo verso un aumento sensibile del caldo. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico, prossimi giorni, prossime 48 ore è previsto morso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. In apertura per la cronaca dal bellunese l'appello davvero accorato al vescovo Marangoni e alle istituzioni locali per trovare una soluzione urgente all'ipotesi di chiusura del convitto all'Istituto Sperti. L'hanno sottoscritto le famiglie degli oltre 100 bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori del capoluogo della provincia che chiedono di non essere lasciate sole. Cosa sta accadendo è ancora poco chiaro, soltanto voci ufficiose al di là della chiusura certa del convitto femminile dell'Istituto Sperti. Voci che riportano la chiusura a fine anno scolastico anche del semiconvitto e dopo scuola di cui usufruiscono un'ottantina di bambini delle scuole elementari e medie di Belluno. La preoccupazione delle famiglie è stata messa nero su bianco in una lettera appello inviata al vescovo Marangoni e in un'altra missiva indirizzata a tutte le istituzioni bellunesi. La chiusura del semiconvitto mette in difficoltà circa oltre le 80 famiglie che usufruiscono di questo servizio, che è l'unico a Belluno e soprattutto di una qualità eccelsa. E questa cosa non è ufficiale ancora, perché ad un mese dalla chiusura della scuola e a 3 mesi della riapertura del nuovo anno, di ufficiale ancora non c'è niente.
Nulla di ufficiale, anche se le ipotesi stanno diventando certezze. Le suore di Maria Bambina lasceranno l'istituto e senza la loro presenza pare difficile immaginare un futuro per lo Sperti. L'altro aspetto sarebbe legato ai conti in rosso della struttura, che come tutte le attività è stata penalizzata prima dallo stop forzato del lockdown, poi dall'adeguamento degli spazi che ne hanno ridotto la capienza. Le richieste dei genitori fino ad ora non hanno avuto alcun seguito a fronte di un servizio essenziale di cui, sostengono, dovrebbero farsi carico gli amministratori locali. Non abbiamo avuto nessun contatto. Non abbiamo avuto risposta alla prima lettera della settimana scorsa e non abbiamo avuto nessuna risposta a quella, la seconda lettera spedita ieri anche agli amministratori locali e ai candidati sindaci del Comune di Belluno. Nessuna informazione neppure dall'Opera Diocesana, diretta da Don Massimiliano Zoccoletti. Lo scenario migliore sarebbe che l'Opera Diocesana, che amministra lo Sperti, risolvesse i problemi economici della struttura, auspicabilmente con l'intervento invocato dai genitori del consorzio BIM Piave, insieme all'aiuto delle famiglie o magari con una raccolta fondi. In seconda battuta, i genitori chiedono di posticipare ogni decisione almeno di un anno per trovare soluzioni alternative. Le famiglie di Belluno, e sono tante, saranno in estrema difficoltà. Persone sole o persone, magari di famiglie separate o che lavorano tutte e due con orari proibitivi, saranno veramente in difficoltà. Quindi i due scenari sono questi. La provincia di Belluno, a proposito di scuole, si è aggiudicata il bando PNRR presentato per l'Istituto Negrelli di Feltre, grazie al quale verrà interamente finanziato l'intervento previsto per un valore di circa 16 milioni di euro. Poiché la struttura attuale presenta problemi difficilmente risolvibili attraverso una riqualificazione dell'esistente, dalla carenza di aule a criticità importanti sul fronte del consumo energetico, dall'assenza dell'aula magna, costi importanti per l'adeguamento sismico, è stata scelta la via della ricostruzione ex novo sullo stesso sito a seguito di demolizione, così dunque all'Istituto Negrelli di Feltre. E sono iniziati nei giorni scorsi i sopralluoghi sui dissesti del territorio di competenza del settore difesa del suolo della provincia. Prima tappa a Livinel di Roccapietore, dove a seguito della tempesta Vaia si è innescata una vasta colata detritica a monte dell'abitato di Sottoguda e della strada provinciale. La provincia ha già messo in appalto il primo stralcio per la realizzazione di una barriera paramassi, ora sta analizzando le prossime possibilità di intervento sulla base dello studio eseguito dal geologo Tiziano Padovan, che tra l'altro ha previsto la realizzazione di una vasca di espansione per dissipare la forza della colata, 2 sottopassi per la strada e un'altra barriera paramassi. Le stime di investimento si aggirano sui 3,5 milioni di euro, così dunque nel comune di Roccapietore in Agordino. La politica, nessun candidato sindaco proprio, nessuna lista e nessuna convergenza formale. A Belluno il Movimento 5 Stelle appoggia però il candidato sindaco civico sostenuto dal centro-sinistra Giuseppe Vignato e l'ufficialità è avvenuto nel corso di una conferenza stampa congiunta. Una visione condivisa del territorio. Questo è quello che è emerso dalla conferenza stampa congiunta del ministro Federico D'Incà e del candidato sindaco di Belluno, Giuseppe Vignato. La visione è quella di grandi investimenti sul territorio bellunese fatti negli ultimi 6 anni, di cui si vedranno le opere da qui ai prossimi 5-6 anni ancora. Quindi quasi 1,5 miliardi di euro. Si va dalla parte di dissesto idrogeologico alla parte di infrastrutture che renderanno la vita sicuramente migliori. Qual è la visione del territorio che avete proposto e su cui concordate? Sicuramente di una città comune capoluogo che deve proporsi come leadership per tutta la provincia sulle tematiche principali che sono quelle dello sviluppo del turismo, quindi rapportarsi con la regione Veneto in particolare, ma anche con le relazioni internazionali, tipo sviluppare di più l'appartenenza all'Associazione delle città alpine come comune capoluogo, e poi sul tema della sanità che deve essere diretto dal comune capoluogo in sintonia con la maggioranza dei sindaci delle vallate. Belluno è chiamata a guidare un territorio nel quale negli ultimi anni sono stati investiti dal governo circa 1,3 miliardi, 600 per le Olimpiadi, a metà tra Cortina d'Ampezzo e Longarone, 270 per i passati mondiali, 200 nelle linee ferroviarie, 170 per il Comelico, e senza contare che molti soldi investiti per il dopovaia sono anch'essi ricaduti sul territorio provinciale. Un territorio nel quale il Movimento 5 Stelle sceglie di sostenere proprio Vignato.
Noi appoggiamo Giuseppe Vignato, crediamo che sia la persona giusta, che abbia le competenze anche per un percorso precedente con il risanamento di BIM GSP nel corso del tempo. Urne aperte da domani mattina al prossimo 25 maggio per i cittadini di Borgo Valbelluna, che dovranno votare per la scelta del nuovo stemma e del nuovo gonfalone del comune, dopo la fusione che ha riunito in un unico comune Mel, Trichiana e Lentiai. Possono votare i cittadini maggiorenni che potranno recarsi nei rispettivi municipi con un documento di identità nelle giornate del 7, 8, 14 e 15 maggio. Dal 9 al 25 maggio si potrà votare dal lunedì al venerdì a Mel senza appuntamento. Chiuderà il percorso l'apertura delle buste dei progetti finalisti e la proclamazione dei primi 3 classificati, che riceveranno rispettivamente premi da 500, 800 e 1200 euro. Non ho particolari aggiornamenti dell'ultima ora da darvi, resta immutata la situazione in via Guidini a Zero Branco, dove è stato segnalato, vi dicevo prima, questo uomo straniero a terra sanguinante. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, il comandante della stazione di Zero Branco e ovviamente gli operatori del 118. Tutte le ipotesi al momento sono sul tavolo, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Per il momento da Belluno e Treviso è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Insiste il maltempo sul nostro territorio, domineranno ancora condizioni di spiccata instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 7 maggio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge che si verificheranno in diversi momenti della giornata, fenomeni generalmente non intensi e intermittenti. Temperature senza variazioni degne di nota, minime tra 12 e 13 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo coperto con rovesci sparsi da deboli a moderati, qualche schiarita sulla costa. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, precipitazioni piuttosto diffuse anche in questo caso nell'arco della giornata, localmente potranno essere anche intense. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.